Buonasera, siamo qui nella splendida cornice di Villa Claudio Augusta a Silea per una serata molto importante dove la cultura culinaria incontrerà la musica. L'Ipsar Beltrame di Vittorio Veneto ha infatti organizzato una serata di gala che coinvolgerà tutti gli studenti, i professori, sicuramente darà un apporto importante dal punto di vista artistico con diverse esibizioni. Venite con noi! Questa tipologia di eventi è la prima volta che l'Istituto Alberghiero Beltrame ne organizza uno. È organizzato interamente dagli studenti affiancati dai docenti dei rispettivi consigli di classe. Quindi aperitivo e antipasto in questa piazza alle 19:45. Inoltre dopo ci trasferiremo dentro in sala principale, nella quale verrà effettuato il servizio di primi, secondi e contorni in contemporanea con dei piccoli spazi teatrali e interventi di esperti cercati da noi. Alla fine di questa seconda parte ci trasferiamo tutti in giardino dove si farà il servizio dei digestivi e caffè. Inoltre ci saranno i ringraziamenti da parte di noi event manager, della preside, e poi ci sarà la mostra fotografica alla fine, ma ci sarà una sorpresa che non possiamo dirvi. Partiamo con una grande varietà di antipasti, delle sarde in saor, polpette all'ortica, al pane e al pollo, una ciotolina con diversi tipi di affettato con un grissino fatto da noi al sesamo. I primi con un filetto d'anatra e poi spaziamo con diversi primi a base di verdure. Di secondo abbiamo la maggior parte carne e come dessert abbiamo una tartelletta alla crema al burro con mandarini, fragole e glassate. È un'esperienza emozionante, una cosa del genere non è mai stata fatta prima d'ora, è una cosa che ci dà un grande bagaglio, ci fa fare tanta esperienza e stiamo cercando di viverla al meglio e di divertirci il più possibile. Come futuro penso e spero che sia roseo, perché mi piace questo settore, mi piace fare quello che sto facendo. I ragazzi hanno realizzato un'unità di apprendimento per la pianificazione di un evento di banqueting, quindi hanno messo in gioco competenze di carattere organizzativo e gestionale e hanno mobilitato una delle principali competenze che gli servirà nel mondo del lavoro, che è quella dello spirito, diciamo, di imprenditorialità, saper trasformare quelle che sono le idee in azioni e saperle concretizzare. Noi ogni anno organizziamo degli eventi, diciamo, che sono un po' a coronamento di tutta l'attività dell'anno, almeno un evento. In genere realizziamo dei convegni e al termine di questi convegni abbiamo un gala. E al gala, diciamo, invitiamo non solo gli ospiti del convegno ma anche le autorità del nostro territorio che partecipano sempre, devo dire, con convinzione e per continuare a infondere anche coraggio ai nostri giovani, perché credo che sia veramente un percorso fantastico e credo che se la scuola raggiunge questi risultati è perché è una comunità educante. Io sono fortunata perché ho dei docenti veramente meravigliosi e i risultati si vedono. Fare un evento di questo tipo è una cosa che non capita ogni giorno, come puoi immaginare e vedere. Ci sono almeno 100 persone che in questo momento stanno lavorando tra sala e cucina e sono persone praticamente invisibili. Se lei guarda ci sono poche persone tra i tavoli eppure loro stanno servendo in questo momento. Sicuramente è qualcosa che li fa crescere enormemente rispetto alla didattica classica e noi stiamo andando in questa direzione perché crediamo molto in tutto questo, crediamo che davvero questi momenti servano moltissimo per la loro crescita futura lavorativa.